Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo su Tropico 4. Ragazzi, voglio cominciare una nuova campagna. Avverto che a Tropico ho giocato pochissimo, quindi il titolo di questa nuova serie è Il Presidente Pippa. E il mio compito è portare la mia isoletta alla rovina. No, scherzo, però ragazzi, insomma, scopriamo insieme questo gioco perché ho giocato veramente pochissimo e quindi prevedo figure di merda come viene. Adesso vediamo un attimo che decido un attimo l'isola e tutto quanto e poi torniamo. Vai raga, andiamo con la creazione del personaggio. Come livello di difficoltà ho messo 81% per rendere la campagna godibile. Per cui Mendone è una pippa, non ha mai giocato a questo gioco. Politico personalizzato. Eccolo qua, allora sesso uomo. Tenuta mi piace questo. Carnagione, lalla. Io sono Mediterraneus. Aspetta un attimo. Eccolo qua. Accessori, la 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 la. No. Ok. Barba no, baffi no. Comendone veneziano, origini. Allora. Tale minatore naturalista petrolio produce il promotore, riccone, sangue, blu. Laureato da eroi di guerra, mi piace. Vai, eroi di guerra più 5 di rispetto a tutte le fazioni tropicane, di rispetto alle azioni nazionaliste politico più abile combattimento. Questo mi gasa. Ascesa al potere. Direi eletto dai fascisti. Eletto dai fascistoni. Na 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 na. Profilo, profilo. Allora. Allora, mettiamo Charismatic. Attivista, diplomatico. Imprenditore. Patriota. Patriota e me lo godo. Tutto. Na. E imprenditore. Ok. Ora il nostro Comendone. Origini, eroe di guerra, sceso al potere eletto dai fascisti, profilo carismatico, patriota, imprenditore e andiamo. Vai! Eccoci qua. Ci siamo. Allora, cominciamo. Allora, cominciamo. Speriamo di non fare troppe cagate. Allora. Alimentazione e risorse, secondo me questa è la cosa principale. Allora, fattoria. Allora, vediamo un attimo. Caffè, tabacco, zucchero.
Intanto ne famo 2 di caffè. Facciamo una qua. E una qua. Ok. Ok e ok. Boh. Miniera. Qua ho miniere. Se non mi ricordo, aspetta, vediamo un attimo qua. Ah, qua volendo oro. Aspetta un attimo. Andiamo. O proviamo, fioi. Ok. E facciamo una strada. Oddio. Infrastrutture. Ok. Vabbè, sono subito in bancarotta, ragazzi. Qua il comandone sta tentando di fare l'impresa, cioè cominciare una campagna su Tropico senza aver praticamente mai giocato. Ok, qua andiamo. Ok, e adesso andiamo di qua. Dai, vecchio su. Ecco, non ci sono. Devo buscare. Ok. Vediamo qua se viene qualcuno a lavorare. Vediamo se qualche stronzone. Ok, uno c'è già, perfetto. Siamo fatti una miniera di oro. E va bene. Ok. Siamo a aprile del 1950. Vediamo. Guarda qua, i lealisti. Nessun museo dell'infanzia non ci sono mausolei. Quindi i lealisti sono un po' incazzati con me. I rapporti sono abbastanza buoni. La facciamo. Sistemiamo sti stronzi di realisti. Mausoleo, un mausoleo. Allora. Eh, Museo dell'infanzia. Vediamo un po' di roba. Ok, industria. Attrazioni. Ok. Sono tantissime cose da fare. Ok, ora facciamo. Vaffanculo, un museo dell'infanzia. Facciamo qua. Costruzione rapida. La 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 la. Beh, le musichette sono fantastiche. Vai che il presidente Pippa deve dominare, fei. Ok, ora qua abbiamo garage.
Museo dell'infanzia, capanna, case popolari, ufficio costruzioni, il palazzus. Ok. Qua come procede il tutto. Qua stanno lavorando. Qua abbiamo grano, granus. I caffè sono qua. Vediamo qua. La miniera procede bene. Oh, speriamo bene, cazzo. Adesso vediamo quando arriva la... aspetta però il porto. Cazzo è il porto? Eccolo qua. Ok, allora garage. Molo. Provviste anticipo. Ok, il molo. Ce lo spariamo. Non posso. Perché non posso, stronzo. No. Allora, molo. Niente, non posso costruire sto stronzo. Perché? Questo edificio deve essere collocato sulla costa. Dove cazzo? Eh, Non comprendo perché non posso costruirlo, ragazzi. Il Cuminda comincia alla grande questa campagna. Ma porca puttana. Non capisco, non posso. Boh, non comprendo questa cagata, però va bene. Non sono contenti intanto. Ok, tutti felici. Ottimo. Siamo a giugno del 1950, finiamo nel 2000. Allora, qua le case sono perfette. Come si chiama? La fabbrica di gioielli. Ho l'oro in gioielli. Però richiede il progetto 8000, non con i schiaffi. Sono senza soldi. Questa è la navetta. È un po' complicato da capire, nel senso... Cioè, solo il Kumenda può cominciare un gioco senza aver praticamente mai giocato. Nave carico è partita senza merce a più, è incurato mare. Industria, segheria, i tronchi legname, fabbriche di immobili. No go skate, porca troia. Allora facciamo... il mercato e lo facciamo, il mercato serve. Cazziamo qua. Ok. Al mercatino. E non capisco perché il molo. Cioè, non riesco a costruire il molo. Perché?
costruire un cazzo di molo, ma... allora, legname. È un bel legname, me lo sparo qua. Ho paura di finire i soldi, cazzo. Ok. Ok, mercato. Campo di raccolta legname. Le segherie forniscono tronchi, le library scrivono parecchi mesi di fatto. Questione processuale incrementa. Ok, miniera. Questo. Cioè, ragazzi, mi spiegate perché non riesco a costruire un cazzo di molo. Dov'è che sbaglia il comendone? Sto schizzando, sto schizzando, sto schizzando. Ma perché non me lo fai costruire? Allora, questo edificio deve essere collocato sulla costa, ma adesso io sono rincoglionito, perché lo so. Cioè, non è qua la costa, porca puttana. No, sto già schizzando, il comendone già schizza. Ercumea Venezia. Il presidente Pippa sta schizzando, non ci sono già più soldi, cacchio. Allora, devo fare anche le scuole qua, cazzo. Però non ho già più soldi, porca puttana, non ho palle di fare già prestiti, cazzo. Qua l'oro, dove si vede la... vediamo, oro. Non posso vedere quanto oro. Allora, esportazione, produzione 150. Oh ragazzi, io provo. Cioè, non posso dare subito così in rosso. Ragazzi, ho già bisogno di consigli, ragazzi. Consigli per il comendone, perché no... Secondo me ho già fatto cappelloni obesi. Qua vediamo la gente. Oh, i religiosi. Nessuna chiesa. Oh, Itacasa. Allora, vabbè, non penso che la chiesa sia intrattenimento. Infrastrutture neanche. E accesa, quanto costa accesa? Aspetta. Quanto costa accesa? 6.000. Dai, andiamo già in rosso, chi se ne frega. Allora, la chiesa, qua la Notre Dame tropicana. La cazziamo. Sì, il mercato magari no. Eccola qua. E siamo già a meno 8500, vai che il Comenda comincia a colpire, vai. Oddio. Sta buono. Qua forse però non ho nessuno. Scuola superiore uomo, qua non è che le scuole, cazzo. Compriamo 2 stronzi, eccoli qua. Mamma mia, meno 9000, fioi. Ma cazzo, ho costruito 2 merde, ma perché già in rosso? Ragazzi, spero veramente... Le relazioni pratiche sono peggiorate a causa del nostro debito pubblico, fioi. Siamo peso dell'Italia, madonna del signore. Vabbè ragazzi, la prima campagna, mai giocato. Ragazzi, veramente un po' di consigli per il comendone, cioè veramente. Perché la situazione è disperadas. Finiamo il primo anno. Poi insomma chiudiamo questo primo video introduttivo di Tropicus. Spero veramente in consigli
parte vostra, perché fioi. Cioè, sinceramente non è facile sto cazzo di gioco. Per carità, ripeto, io sono una pipa perché cominciare un gioco senza praticamente aver mai giocato e mettere i video solo il Kumenda può fare sti vanesi. Però, cioè, dov'è il bello di giocare se sei bravo? Cioè, devi far divertire la gente con cagata. Cioè, questo è il mio pensiero. Vediamo un po' la gente. Oh, però tutti contenti, cazzo. Aspetta generale 88, capitalisti 76, comunisti, addirittura 100% i comunisti. Vabbè, sono un fascistone, però i comunisti mi amano. Intellettuali 66, religiosi 76, militaristi 100, ambientalisti 76, naturalisti 100, realisti 96. Rapporti con il Medio Oriente freddo, ma cagare. Succhiatemi il pacco, ok. Però le musichette di questo gioco mi gasano. Meno $10.000. Bene. Fa piacere. Ma qua non devono arrivare messaggi da parte di qualcuno, la radio, cioè... Com'è? Beh, aiuti finanziari, USA e URSS. Bene. Ok, primo anno è andato, ragazzi. Allora, io veramente spero in qualche consiglio, perché veramente, cioè, partire così a zero è un po' impossibile. Ho già debiti e sono nella merda. Ragazzi, un saluto da il presidente Pippa. Ciao!